Un bacino di utenza di 28.000 abitanti tra i comuni di Casaleone, San Pietro di Morubio, Roverchiara e Cerea. È qui, nell'area riadattata di un'ex fabbrica, che da una settimana è attiva la prima casa della comunità dell'ULSS 9 di Verona, realizzata con i fondi del PNRR. È uno dei cardini della riforma della sanità. L'infermiere di famiglia, i punti prelievo e vaccinale, la continuità assistenziale e l'assistenza domiciliare, gli specialisti in collaborazione con il vicino ospedale di Legnago. E poi i pediatri, ne arriveranno 2, e soprattutto i medici di base, spazio per 14. Questi ultimi, l'anello debole del sistema. Ancora molte le zone carenti e poche le disponibilità ai posti banditi dai concorsi. Siamo in attesa dell'accordo regionale con la medicina di base in modo da poter avere il ruolo unico e quindi avere i medici di medicina generale in qualche modo presenti dentro le strutture come la casa di comunità qui a Cerea per facilitare sempre le attività. Il nodo è proprio la figura del medico di base che secondo i piani cambierà. Organizzati in turni copriranno un territorio vasto. Sul nuovo ruolo però c'è ancora divergenza con il sindacato. Ho un incontro anche la settimana prossima con appunto i rappresentanti regionali, stiamo lavorando con dei tavoli tematici tecnici e quindi stiamo cercando con loro appunto di trovare le dimensioni, l'organizzazione ma il modo per mettere a terra tutto questo.